tecnico Manghi, quest'anno ha associato l'estro di Lucio Rodriguez, che proprio oggi affronta il suo delfino, insomma il suo discepolo, chiamiamolo così, Leo Mantelli. Una bella sfida in cabina di regia. Ancora con gli avanti Giuseppe Boggiani, prova a pestare sui piedi, non riesce a trovare un grande avanzamento, però altra fase per i rossoblù. Per Giovanniker che sfonda centralmente, la meta di Giovanniker, la sua prima meta dopo il ritorno da un anno di infortuni. In fila per andare poi a marcare questa prima segnatura. Mantelli alla conversione, arriva in questo momento ancora con Leo Mantelli, seconda linea d'attacco, placcagione dell'americano Suniula su Giovanniker, che il calcetto per Cioffi, vediamo se Cioffi se ne impossessa. Cosa ha fatto mani magiche Cioffi di Massimo Cioffi, il fiuto, la voglia. Il raduno 7 di Parma della settimana prossima. Leo Mantelli non vuole essere da meno, per cui Rovigo, ventenne, insomma, sicuramente di buon avvenire. L'avevamo visto già l'anno scorso con la nazionale under 20 essere insomma uno dei due mediani insieme a Charlie Trussardi. Intanto va Rovigo, la meta di Andrea De Marchi al 16° del primo tempo. Non c'era una difesa molto attrezzata, ha preferito staccarsi e ripartire. Dupris alla presa, il pack reggiano. Questa è una delle cose che funziona bene. L'avanzamento, c'è anche la meta sicuro. Bravi. Vediamo anche Vachi in campo, leggenda del rugby reggiano, è grandissimo. È coperta abbastanza velocemente ai giocatori che possono andare in pressione, quindi è uno di quei calci che ti permettono di tentare sempre il recupero. Attenzione al largo Rovigo con l'inserimento di Michael Odiete, anzi David Odiete, e se ne va direttamente per la meta del bonus. L'ala che era Caminati, quel lato è Caminati. Sì, che lo aveva intercettato, non è riuscito a chiudere il placcaggio. Altra fase con Lucio Rodriguez, il buco di Lucio Rodriguez, il sostegno di Marco Antonio Gennari messo giù da Odiete, il classico no look di Rodriguez, e qui è Caminati, forse no, Caminati no, è lo stesso Lucio Rodriguez. Sì. Poi un po' così l'essere anche italico, no? Quando qualcuno va via lo si ama sempre di più. Sì, però ancora Lucio Rodriguez, un possesso lungo, l'intercetto di Denis Majstorovic, vediamo se riesce a andarsene in seguito da entrambe le ali di Reggio Emilia. Caminati non riesce a prenderlo, Majstorovic va a segnarla, quinta meta per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Due campi pronti per Reggio Emilia, Mantelli non riesce a mantenere il 100% il piede. Di movimento del ginocchio, vedo che il dottore lo sta tamponando, quindi forse aveva una ferita sotto la fasciatura che facendo quel movimento si è riaperto. Un grande drive da Reggio Emilia. Intanto il drive del Reggio sta macinando metri e potrebbe con un vantaggio meta, terza meta del Reggio Emilia. Gennari infila l'H, Dupris di contestarlo vale a terra, ma gioca ancora, scivola lo vale a Mantelli, non c'è in avanti. Cioffi inizia a correre, potrebbe essere un mismatch che lo agevola nei primi metri e poi basta. Ancora David Odiete, ispirato, la mano splendida, l'offload fantastico per Guido Varion, è la sesta meta. Con questa si giochi anche il raduno del 7 e polso probabilmente. Ancora Reggio. Sono battute bene queste due seconde linee qui sì. oggi, Il piede di Wipu, la meta alla meta che abbiamo visto segnare da Wipu. La Quaglio dice? Dice sì. Gioca Rovigo, Leo Mantelli, Jordan Davis, scivolo vale a Jordan Davis. Finisce qui il match, la FMCZ Rugby Rovigo Delta vince sul Conad Reggio per 47-19.